una festa per la cittadinanza dedicata soprattutto ai più piccoli. Si è svolto in giornata il carnevale a Battaglia Terme. Ad aprire la kermesse sono stati niente po' di meno che la regina Elisabetta e il suo consorte Filippo, seguiti da 3 carri allegorici. Non grandi folle per un evento contenuto, più in stile di una festa di vicinato, e come tale ha dato prova di saper risolvere i problemi assieme come una grande famiglia. Ed ecco che così, quando un'auto parcheggiata in sosta vietata ha ostruito il transito dei carri, ci hanno pensato i pirati a tirare fuori i muscoli e a spostarla senza dover scomodare il carro attrezzi. La sfilata ha attraversato le strade di Battaglia partendo dal parco INPS e si è chiusa in Piazza della Libertà. Potete trovare alcuni extra e una piccola fotogallery sul nostro sito internet e nelle nostre pagine social. Sfishammer Channel News, Battaglia Terme.